La Sicilia corre in anticipo verso la zona arancione, da lunedì stretta per decreto nazionale in automatico e dalla vigilia di Pasqua alla Pasquetta tutta l'Italia in zona rossa. In 7.000 cancellano la prenotazione del vaccino AstraZeneca, ma in ben 117 confermano lunedì verrà inaugurato l'hub di Agrigento. Aggredisce commerciante con una spranga di ferro, l'uomo è stato rintracciato dalla polizia, sequestrata discarica dell'ASP, ragazzini fanno la sassaiola. 19 persone rinviate a giudizio coinvolte nell'inchiesta di Scound, condannato a 1 anno di reclusione l'uomo che ha minacciato la Giuntovella, la Corte d'Appello conferma il licenziamento per 2 autisti della TUA. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia gialla corre in anticipo verso la zona arancione, cui era comunque predestinata. Secondo gli statistici il passaggio della Sicilia alla fascia di rischio più alta sarebbe stato inevitabile fra una settimana. Negli ultimi 5 giorni i nuovi casi sono aumentati di oltre il 14% e sono in risalita i ricoveri. Da lunedì la stretta scatta invece per decreto nazionale. Il DPCM di Pasqua ha accolto i consigli del Comitato Tecnico Scientifico sull'abolizione delle zone gialle incapaci di contenere l'avanzata del virus. Il DPCM sarà in vigore da lunedì fino al 6 aprile e prevede il passaggio automatico delle regioni gialle in arancione. Dalla vigilia di Pasqua fino a Pasquetta tutta Italia sarà in zona rossa. Arturo Cantella. La Sicilia da lunedì sarà in zona arancione. Il governo nazionale ha deciso così, quindi la Sicilia entrerà in zona arancione dal prossimo lunedì. Ciò provoca tanta amarezza la decisione adottata con un decreto legge a cui non possiamo assolutamente opporci. Dichiarazione del presidente Nello Musumeci in merito alla notizia che da lunedì la Sicilia entrerà in zona arancione. Per il presidente della regione siamo amareggiati, ma la decisione è prudenziale. Il governo nazionale ha deciso che anche la Sicilia da lunedì entrerà in zona arancione. Provoca tanta amarezza questa decisione adottata con un decreto legge a cui non possiamo assolutamente opporci, nonostante i dati della Sicilia siano confortanti. Abbiamo infatti parametri in linea con una condizione di non emergenza. Ci sono meno ricoverati in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento, afferma Musumeci, adottato per prudenza. E però ci fa tanta rabbia se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse anche di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici. Almeno limiteremo i danni. Utilizziamo, continua Musumeci, questi giorni per far procedere velocemente la campagna vaccinale, perché tutti hanno diritto a tornare il prima possibile alla normalità. Ormai la notizia è nota, il governo nazionale ha deciso che si va verso misure restrittive fino a Pasqua. Alla vigilia della Pasqua, il giorno della festa e l'indomani per Pasquetta, tutta l'Italia diventerà zona rossa. E intanto le regioni che erano in zona gialla diventano zona arancione, compresa la Sicilia. Provoca tanta amarezza questa scelta del governo nazionale adottata con un decreto legge e quindi non possiamo assolutamente opporci, perché i dati della Sicilia da qualche giorno sono confortanti, abbiamo parametri assolutamente in linea con una condizione di non emergenza, non c'è pressione ospedaliera, meno ricoveri in terapia intensiva, anche se negli ultimi giorni sono aumentati i contagi. È un provvedimento adottato per prevenzione, per prudenza e però ci fa tanta rabbia, lasciatemelo dire. Se accanto a questo provvedimento il governo si preoccupasse di affrettare la concessione delle misure di sostegno agli operatori economici, piangeremmo con un occhio, come si dice dalle nostre parti. Anche stamattina in un collegamento con la conferenza delle regioni io ho avuto la necessità di manifestare al ministro Gelmini, anche con un contatto telefonico,
quanto si renda necessario per gli operatori economici siciliani che hanno respirato per alcuni giorni la necessità di ricevere subito sostegni, di ricevere ossigeno per poter superare queste future settimane che non preannunciano certamente una apertura immediata. Come fare quindi? Approfittiamone, continuiamo ad andare a vaccinarci, almeno quelli cui spetta il proprio turno, e convinciamo i recalcitranti, quelli timorosi, a poterlo e doverlo fare, perché il vaccino rimane l'unica strada percorribile per evitare il contagio. Mi rendo perfettamente conto che se non arrivano le dosi necessarie, noi che in Sicilia abbiamo creato punti vaccino in tutte le città capoluogo e potremmo in un giorno vaccinare anche 20.000 siciliani, mi rendo conto che se non arrivano le dosi, le fiale, non possiamo far nulla. Ma c'è qualche filo di speranza, adesso il quarto vaccino che è stato riconosciuto, e speriamo che quelli tradizionali che finora abbiamo utilizzato per centinaia e centinaia di migliaia di siciliani possano arrivare nella giusta quantità. Ecco, io mi auguro che il governo nazionale faccia per intero la propria parte, noi stiamo pressando giorno dopo giorno, ho chiesto al Ministro per l'Economia un incontro per le prossime giornate, sto vicino alla nostra comunità, come ho sempre fatto sin dal primo giorno, assieme all'assessore Razza alla salute, assieme agli assessori che si occupano di economia e di attività produttive, assieme a tutto il governo regionale, perché questo è il momento di stare assieme e questo è il periodo più buio, oltre il quale, come sapete, comincia a intravedersi la luce. La Sicilia, come le altre regioni gialle, dal 15 al 6 aprile prossimi torna in zona arancione con nuove regole e divieti anche e soprattutto in funzione di Pasqua e Pasquetta 2021. Un utile ripasso non guasta. Cosa si può fare dunque nella zona arancione? Partiamo dagli spostamenti. È consentito spostarsi all'interno del proprio comune tra le ore 5 e le 22 nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private. Gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Le visite ad amici o parenti in quest'area sono consentite una sola volta al giorno ed è possibile spostarsi verso un'altra abitazione privata dello stesso comune tra le ore 5 e le ore 22 a un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale, e le persone disabili non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un comune che ha fino a 5.000 abitanti è consentito spostarsi tra le 5 e le 22 entro i 30 km dal confine del proprio comune, anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte prima, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia. È possibile però spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio e al termine della giornata di lavoro? Beh sì, è possibile, ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da Covid-19 e devono quindi evitare il più possibile contatti con altre persone. Pertanto questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. È previsto poi il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento, essendo risultato positivo al virus.
o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid-19. In tale ultimo caso è consentito uscire utilizzando un mezzo privato esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all'interno dei locali, l'ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano anche nelle zone arancioni e rosse, quindi è consentita sì la ristorazione solo all'interno dell'albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tale servizio all'interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva, il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna a domicilio. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito il sostare all'interno dei locali più del tempo necessario dell'acquisto dei beni. Adesso passiamo all'attività motoria e sportiva. È possibile praticarla, sì, ma solo nell'ambito del proprio comune. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono sospesi, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche per gli allenamenti degli atleti professionisti e non professionisti che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. San Leone blindata. Nei fine settimana il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha modificato gli orari dell'ordinanza che vieta il transito ai non residenti in alcune strade del quartiere balneare nei pomeriggi di sabato e di domenica. Il primo cittadino si è soffermato anche sulla chiusura delle scuole. Vediamo. Il sindaco Franco Miccichè interviene circa la chiusura delle scuole. Nei giorni scorsi alcuni mi hanno criticato per la mancata adozione di un'ordinanza sulla chiusura degli istituti scolastici, adducendo una mancanza di coraggio. Niente più falso. Ieri sera con i miei collaboratori e sentiti i vertici della prefettura e dell'assessorato regionale della salute siamo giunti alla conclusione che le norme di legge in materia non lasciano spazi ad alcuna competenza sindacale. Per chiarezza ricordo che gli articoli 21 e 43 del PCM del 2 marzo del 21 emerge senza alcun dubbio che nelle zone gialle, alla quale oggi la Sicilia ha la competenza ad adottare l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici e del Presidente della Regione, il cui provvedimento non è discrezionale, bensì vincolato dal superamento dei parametri di legge, 250 contagiati per 100.000 abitanti. Non mi appartiene, continua il sindaco, e chi mi conosce lo sa benissimo, l'idea di non assumere responsabilità di governo, ma sempre nel rispetto della legge. Voglio intervenire per dare spiegazioni, rassicurare i miei concittadini e spiegare anche il perché delle mie decisioni. Fino al mese di febbraio era potere nostro, dei sindaci, come massima autorità sanitaria della città, a seconda delle condizioni sanitarie e a seguito di parere tecnico del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza, poter stabilire o meno o la chiusura degli istituti scolastici oppure la didattica a distanza. Il 2 marzo del 2021 esce il nuovo DPCM, entra in vigore il 6 marzo sempre del 2021, che dà pieni poteri ai presidenti della regione nello stabilire sulla chiusura o meno delle scuole o passare da didattica in presenza o in didattica a distanza. A tal proposito il nostro Presidente della Regione, con ordinanza numero 17 del 4 marzo 2021, all'articolo 4,2, si recita: il Presidente della Regione siciliana,
previa relazione tecnica settimanale del servizio di sorveglianza ed epidemiologia valutativa del Dipartimento regionale ASOE, dispone con ulteriore provvedimento le misure contenitive di cui al citato articolo 43 del pregresso DPCM 2 marzo 2021, cioè dove si può decidere la chiusura delle scuole, nelle aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi è il presidente della regione che decide di chiudere le scuole se si raggiunge una percentuale di 250 casi ogni 100.000 abitanti, nel nostro caso che abbiamo 60.000 abitanti, cioè per almeno 130 casi. E essendo stato in contatto fino a tarda sera, in attesa proprio se poter o non poter emettere l'ordinanza di chiusura o DAD per quanto riguarda gli istituti scolastici del Comune di Agrigento, apprendo che ogni mercoledì il DASOE, cioè il Dipartimento regionale ASOE della regione, raccoglie dati che arrivano da tutte le province. Ebbene, i dati che fino a ieri erano in possesso proprio degli strumenti regionali per quanto riguardava la città di Agrigento erano di 45. Quindi siamo ben sotto la soglia limite per decidere la chiusura delle scuole, che comunque, ripeto, dal mese di marzo è di completa competenza del governo regionale. Intanto il sindaco interviene e fa dei chiarimenti anche sulla ZTL di San Leone che interesserà il fine settimana. In questi giorni un altro dibattito ricorrente è la chiusura di San Leone e la zona Lidi nei weekend. Voglio chiarire per meglio far capire in realtà cos'è questa chiusura, cos'è questa ordinanza. L'ordinanza parlavo meglio, dalla chiusura a San Leone dalle ore 15:30 fino alle 20, dico parlava perché da domani ho apportato una modifica, cioè non più dalle 15:30 ma dalle 16 fino alle ore 20, chiusura esclusivamente al traffico veicolare, quindi dalle ore 16 alle ore 20, in Viale Emborimi, angolo Viaggiera, e Viale dei Giardini, angolo Viaggiera. Tutte le altre entrate o traverse per San Leone rimarranno aperte. Questo perché? Per ridurre il traffico esclusivamente veicolare in un orario particolare di punta che per San Leone è gravoso, sia per il traffico e sia anche per gli assembramenti, perché questo ha attirato nelle settimane passate tantissima gente anche della provincia. Voglio ribadire, San Leone non è zona rossa, è un esperimento, una ZTL che si vuole proporre agli agrigentini e anche a chi viene da fuori il comune di Agrigento, in previsione anche di un futuro migliore di viabilità e di fruizione del mare. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 679 nuovi casi positivi di Covid-19 in Sicilia. Di questi 43 nuovi casi sono nella provincia di Agrigento. L'ASPA ha effettuato 489 tamponi molecolari. Sono risultate infette circa 9 persone ogni 100 testate. Sempre ieri sono stati registrati anche 4 nuovi ricoveri, 32 guariti e nessun decesso. Il capoluogo agrigentino ha registrato 4 nuovi contagi e adesso conta 78 persone positive in trattamento, di cui 7 sono migranti isolati al centro di accoglienza di Lampedusa. Ad Aragona 2 nuovi contagi portano la città
ad un totale di 26 persone positive in trattamento, 3 nuovi contagi a Canicattì, che adesso ne conta in totale 22, a Favara ci sono altri 2 nuovi contagi che portano la città dell'Agnello Pasquale a 22 persone positive in trattamento, ben 11 sono invece nuovi infetti accertati a Palma di Montechiaro, che arriva a quota 39 positivi, un nuovo contagio a Porto Empedocle con un totale di 87 persone in trattamento, di cui 71 sono migranti isolati nelle navi Rada al largo del porto, 4 i nuovi contagi a Raffadali, che attualmente è in zona rossa. 11 nuovi contagi a Ribera portano la città delle Arance a contare 36 persone positive in trattamento, 3 nuovi positivi a Sciacca fanno arrivare la città marinara a quota 96, contando ancora il numero più alto degli attuali positivi in trattamento. L'ex sindaco di Lampedusa e Linosa, Bernardino De Rubeis, è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale Cervello di Palermo. Non è in gravi condizioni, ma l'insufficienza respiratoria non lasciava tranquilli. De Rubeis, positivo al coronavirus, era stato male nella giornata di ieri. Temendo un aggravarsi del quadro clinico, è stato deciso in via precauzionale il suo trasferimento al nosocomio palermitano. All'inizio di aprile dell'anno scorso, il magistrato di sorveglianza di Trapani ha concesso la detenzione domiciliare all'ex sindaco De Rubeis, condannato definitivamente a 6 anni e 9 mesi di reclusione in carcere, da 2 anni e 3 mesi dopo la sentenza della Cassazione che lo riconosceva colpevole di 2 ipotesi di concussione. De Rubeis ha lasciato il carcere di Trapani, era all'inizio dell'aprile 2020 appunto, ed è tornato nella sua abitazione di Lampedusa dopo il via libera del magistrato, che ha giudicato le sue condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario. La vita in zona rossa a Raffadali è all'insegna delle polemiche nella città del pistacchio. C'è chi non condivide il provvedimento, ma il sindaco Silvio Cuffaro, dati alla mano, spiega che la soglia della criticità è stata superata ben 3 volte. Servivano 30 casi per andare nella casella del rosso in base al numero di abitanti, e Raffadali è sulla soglia dei 100. Vediamo. Oggi è il primo bollettino che faccio con Raffadali zona rossa. Bene, ho sempre sperato e intrapreso quelle azioni e quelle iniziative per evitare che ciò avvenisse. Ma così purtroppo non è stato. Oggi siamo qui a cercare di limitare ulteriori danni. Siamo qui dopo aver preso una scelta sofferta. E ripeto, una scelta sofferta, perché limitare la libertà o l'iniziativa privata o mettere in difficoltà l'economia locale non è una scelta che è stata presa a cuor leggero. È una scelta obbligata, perché non avevamo alternativa, e questo lo voglio dire a quanti hanno detto qualche cosa in più di quello che dovevano dire, perché prima di parlare bisogna conoscere i dati, e io sono convinto che di queste persone che hanno parlato o hanno commentato sui social nessuno conosce i dati. Bene, la situazione non è una situazione buona, è una situazione precaria e in piena evoluzione. I dati del Comitato Tecnico Scientifico parlano di 250 positivi su 100.000 abitanti per dichiarare la zona rossa di quel territorio. Noi l'abbiamo superato per 3 volte e ogni giorno continuano ad arrivare dati. Ieri 12 positivi, oggi 7 dubbiosi e 3 positivi. Questi dubbiosi sicuramente domani col molecolare saranno dei risultati positivi, e ogni giorno abbiamo questi dati. Qual è la soluzione? Quella di avere le critiche di qualcuno che purtroppo, e sono dispiaciuto per lui, deve tenere le saracinesche chiuse e quindi avere problemi economici che avrà tanto tempo nella vita per recuperare, oppure mettere in ginocchio un'intera collettività, perché non possiamo mettere sullo stesso piano la salute dell'intera collettività con
l'economia o con il lavoro di qualcuno. Anche quello va salvaguardato, ma ci sono altri modi. Dobbiamo studiare insieme e mi rifaccio di questo promotore nei confronti della Regione, nei confronti dello Stato, affinché arrivino i ristori. Vediamo che aiuto può dare il Comune e deve intervenire, perché è giusto che chi paga un prezzo per salvaguardare la salute dell'intera collettività venga aiutato. Ed è questo l'impegno che io prendo. E non accetto neanche qualcuno che vuole fare qualche speculazione politica. È sbagliato, in questo momento è sbagliato fare andare la politica, non c'entra niente la politica. Qui non so come si è arrivati a questo livello, so solo che da un anno che vi esorto a tutti di utilizzare bene il dispositivo di protezione individuale, la mascherina, e da un anno che vi dico a tutti di stare lontani, si può anche parlare mantenendo la distanza di sicurezza, di igienizzarsi le mani. Non è stato fatto, facciamoci tutti un esame di coscienza, mi ci metto pure io. Siamo stati molto spensierati nella vita quotidiana, non abbiamo avuto nel nostro territorio giovani che hanno perso la vita come in altre realtà, e nessuno di noi. Io ho avuto un familiare che è arrivato davanti alla porta della sala di rianimazione. So cosa significa? Molti purtroppo non lo sanno, perché bisogna realmente vivere quel momento di disagio, di difficoltà, di malessere interiore per capire e agire in modo corretto. Bene, ora dico alle mamme che hanno permesso ai figli di andare a fare feste e festicciole in campagna: perché non l'avete vietato? Mi arrivano le telefonate, che fa? Mettiamo un vigile urbano, un carabiniere dietro ognuno di noi? No, io penso che bisogna avere un po' di responsabilità e ognuno di noi assumersi le proprie responsabilità. Io come sindaco, come padre, come genitore, come fratello e quant'altro. Non l'abbiamo fatto nessuno. Quindi siamo arrivati a un punto in cui era una scelta obbligata. Comincia a serpeggiare la psicosi per i 3 casi sospetti di esponenti delle forze dell'ordine deceduti dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. In attesa dell'esito delle inchieste aperte dalla magistratura, sono stati gli stessi procuratori a sottolineare di essersi vaccinati con AstraZeneca, invitando a non creare allarmismi. Un appello ribadito anche dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza: non possiamo permetterci in questa fase di fare passare il messaggio sbagliato che il vaccino possa determinare una condizione di criticità, proprio perché non c'è alcuna evidenza scientifica che vada in questa direzione, mentre c'è un assoluto bisogno di proseguire in maniera rapida nella campagna, perché solo grazie alla vaccinazione si può tornare alla normalità, ha sottolineato Razza. Quello che è accaduto, ha aggiunto l'assessore, ha determinato una comprensibile preoccupazione, tanto da indurre 7.000 siciliani a cancellare la loro prenotazione, però ogni dato, dice, va letto anche nel suo inverso. A fronte di 7.000 cancellazioni ci sono state 117.000 conferme, ovvero il segnale che i cittadini credono nella campagna di vaccinazione. Ancora si deve vedere se c'è un nesso tra purtroppo queste morti e il vaccino. Quindi infatti noi sì, abbiamo avuto 3.000 dosi che sono arrivate a Milazzo e poi le abbiamo portate qui a Messina. Sono state somministrate, quel piccola quantità che è rimasta è già stata sequestrata dai NAS e messa da parte, ma non abbiamo avuto nessuna reazione, solo le tipiche reazioni del vaccino, quindi sintomi influenzali, mal di testa, ecco i classici sintomi, ma non reazioni così gravi. Quali sono i ritmi di questa struttura? Tra poco anche l'inaugurazione dell'altro padiglione. Qual è intanto il programma? Oggi cosa state facendo? Allora, ancora stiamo continuando, in questo momento abbiamo iniziato con AstraZeneca,
sin dal 10 marzo, giornata dell'inaugurazione. Le somministrazioni stanno aumentando. Ad esempio il primo giorno abbiamo somministrato 400 dosi, ieri ne abbiamo fatti circa 600. Stiamo facendo gli insegnanti che già si erano prenotati sulla piattaforma, gli over 70 e gli avvocati, magistrati. E abbiamo iniziato anche con gli insegnanti del conservatorio del Corelli che non avevano avuto purtroppo ancora la nostra disponibilità, però hanno iniziato da ieri anche loro. Stiamo seguendo sempre quelle che sono le normative regionali sulle varie categorie. E nel frattempo si attendono anche gli altri vaccini. Sì, senz'altro AstraZeneca è già arrivato ieri, le dosi, le 6.000 dosi, AstraZeneca è quello che dovrebbe arrivare in maggiori quantità rispetto agli altri, settimanalmente sono previste 8.000 dosi di vaccino e poi dovranno arrivare anche Pfizer e Moderna che al momento questi sono solo per gli ultra ottantenni, sono messi da parte le dosi di Pfizer che abbiamo sia per completare le seconde dosi che per gli ultra ottantenni domiciliari e per i fragilissimi. E da lunedì prossimo anche Agrigento avrà il suo hub vaccinale al Palacongressi del Villaggio Mosè. Il nostro direttore Arturo Cantella. Finalmente anche nella nostra città aprirà i battenti il centro hub vaccinale del Palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento. A partire dalle 9 del mattino del prossimo lunedì 15 marzo saranno somministrate le prime vaccinazioni anti-Covid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalità previste. Nel corso della mattinata, all'incirca alle ore 12, è previsto il taglio formale del nastro che, compatibilmente con gli impegni istituzionali legati principalmente all'approvazione in itinere della finanziaria regionale, sarà effettuato dal Presidente della Regione Siciliana, onorevole Nello Musumeci, e dall'assessore alla salute Ruggero Razza. Prevista per l'occasione la presenza delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia. La struttura del Villaggio Mosè, allestita in maniera moderna e funzionale in tempi brevissimi, è stata resa disponibile dall'ente parco Valle dei Templi, gestore dello stabile, grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto alcuni giorni fa dal commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia e dal direttore del parco Roberto Sciarratta. Intanto, come vediamo dalle immagini, la struttura è stata sottoposta a una totale riconversione, si è provveduto alla pulizia degli ambienti esterni, fino a pochi giorni fa piena di erbacce. All'interno, nella zona dedicata alle cucine e agli spazi espositivi, sono stati allestiti 5 corridoi contenenti una decina di postazioni che consentiranno ai pazienti di avere somministrato il vaccino. Le persone saranno ricevute in apposite zone di attesa, registrati e sottoposti ad analisi la storia clinica e la raccolta dei sintomi e dei fatti di interesse medico riferiti dal paziente o dai suoi familiari e viene raccolta con l'obiettivo di arricchire il quadro delle informazioni utili a una diagnosi corretta della condizione morbosa presente e spetta farla a un medico. L'indagine risulterà particolarmente importante anche per via di quello che è successo a Siracusa, dove un militare della Marina ha perso la vita dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. All'interno sono stati posti anche diversi sistemi di aria condizionata per il buon ricircolo dell'aria, essendo un posto chiuso e che vedrà la presenza di centinaia di persone. Nel frattempo anche il personale è stato formato, in particolare quello amministrativo che sarà addetto all'accoglimento dei pazienti che si devono vaccinare. C'è poi il settore della certificazione che verrà data dopo aver fatto il vaccino. A fare bella mostra di sé le scritte certamente incoraggianti presenti per chi si reca sul posto. La bella stagione comincia da qui. Come avrete avuto modo di apprendere dai vari organi di stampa, vede a livello nazionale un incremento dei casi, incremento dovuto alla sempre più prevalenza della variante inglese. La variante inglese ha una caratteristica fondamentale, è molto più diffusiva e quindi più contagiosa, e dal punto di vista sanitario ha un maggiore impegno, richiede un maggiore impegno da parte nostra, perché il nostro Dipartimento di Prevenzione, mentre per la variante successiva tracciava i positivi e i contatti dei positivi nelle 48 ore precedenti, per quanto riguarda la variante inglese è obbligato a tracciare i contatti positivi e i loro contatti stretti nei 14 giorni precedenti. Quindi capite bene dal punto di vista organizzativo
richiede un impegno ancora più importante da parte del nostro Dipartimento. Detto questo, che per voi magari avrà poco significato, però dal punto di vista sanitario implica un lavoro enorme da parte del nostro Dipartimento, infatti lo stiamo potenziando con gli assistenti sanitari. Vi dico un po', vi dico qualcosa che voi immaginate, perché se avete seguito i notiziari regionali, nazionali e regionali, avrete visto che le curve in generale sono cresciute anche in maniera, diciamo, abbastanza significativa. Per fortuna ancora in Sicilia non abbiamo raggiunto i numeri né della Lombardia, né dell'Emilia, né del Lazio, né della Puglia, ma già da quello che vi sto dicendo capite che il fenomeno è in quella che qualcuno definisce terza ondata. Se guardate il nostro oramai famoso pachiderma, vedrete che questa settimana il pachiderma è schizzato e quindi abbiamo un aumento di positivi che viene quasi costantemente registrato dal nostro monitoraggio, che vi ripeto, con tutto quel lavoro che ha in più da fare per la variante inglese, diventa ancora più importante dal punto di vista del tracciamento. Come numero di posti letto vi accorgerete dalla nostra grafica che sono aumentati, per fortuna non nelle terapie intensive, ma nella degenza ordinaria, soprattutto nell'ospedale, nel distretto di Sciacca, Ribera, tutta quella zona che gravita su Sciacca. Abbiamo un incremento abbastanza significativo fra i ricoveri ordinari. Dimenticavo di dirvi, ma l'avrete anche voi ascoltato da gran parte dei notiziari nazionali e regionali, questa variante inglese colpisce più giovani e infatti interessa le scuole. Motivo per cui adesso noi nella nostra provincia abbiamo man mano dei comuni che vengono dichiarati zona rossa, l'ultimo è Raffadali, e alcuni sindaci molto opportunamente, sulla scorta di questi numeri un po' cresciuti, hanno rimesso ordinanze per la didattica a distanza. Quindi siamo in una fase delicata in cui dal punto di vista sanitario dobbiamo preparare di nuovo tutto quello che serve per dare il massimo dell'assistenza, soprattutto a partire dalla prevenzione, quindi il tracciamento, ma dobbiamo anche predisporre tutte quelle cose che sono utili per l'assistenza sanitaria. Nei comuni in cui si ha una impennata di casi, di positivi, questa è dovuta a delle feste e quindi a dei comportamenti che sono stati improvvidamente tenuti, hanno adottato una serie di persone con partecipazione a feste, a compleanni, a aperitivi e altro, che poi ci porta a tutto quello che noi sappiamo. Ci stiamo organizzando man mano che arrivano i vaccini, le dosi di vaccini, per implementare queste vaccinazioni in maniera esponenziale. Noi sappiamo che questa è l'unica arma che noi abbiamo per sconfiggere questo virus, per diminuire le morti, per diminuire le malattie gravi, quindi il massimo sforzo organizzativo verrà fatto per tutte le vaccinazioni. Ad Agrigento i carabinieri del centro anticrimine Natura hanno sequestrato la maxi discarica insorta nella cittadella della salute, l'ex ospedale psichiatrico al Viale della Vittoria, che adesso ospita gli uffici dell'azienda sanitaria provinciale. Già la stessa azienda è stata coinvolta nel caso della discarica giacente all'interno dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Tra diffide a praticare la raccolta differenziata e a bonificare la discarica eseguite dal comune a spese dell'azienda sanitaria. Adesso allo stesso modo incombe il caso della cittadella della salute, che ha indotto i militari ad apporre sigilli all'area interessata da cumuli di immondizia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco. In un negozio di via Imera ad Agrigento, in quello che avrebbe dovuto essere un ordinario momento di lavoro, è arrivato un anziano che si è scagliato contro l'esercente, un sessantenne. Il commerciante è stato subito trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e avrà bisogno di un delicatissimo intervento chirurgico. La polizia rintraccia l'aggressore. Vediamo. Allora, questa settimana, esattamente giovedì mattina,
il proprietario di una nota ferramenta e colori di questa via Emera ha subito una vile aggressione all'interno del suo esercizio commerciale. Un uomo lo ha colpito con una chiave inglese direttamente in faccia, procurandogli una brutta ferita lacero-contusa ed anche una frattura scomposta del seno mascellare. Il malcapitato è stato trasportato con ambulanza al pronto soccorso di Agrigento, dove è stata riscontrata appunto la diagnosi che vi ho detto pochi minuti fa, mentre il soggetto si era dileguato prima del nostro arrivo. Ne è nata quindi una celere attività di indagine con il prezioso ausilio dell'Arma dei Carabinieri, dove siamo riusciti a rintracciare il reo proprio questa mattina, notificandogli appunto l'elezione di domicilio. Permettetemi anche di ringraziare la cittadinanza che ha contribuito a questo ottimo risultato della Polizia di Stato, e anche le donne e gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale del Soccorso Pubblico di Agrigento, che in così breve tempo hanno visionato tutte le telecamere vicine nella zona interessata e hanno permesso di rintracciare il malcapitato, la persona che ha commesso questo bruttissimo reato. Si conoscono i motivi dell'aggressione? Per adesso mi riservo, perché ci sono ulteriori indagini. Comunque posso dirvi che per motivi futili sostanziamente, nulla di particolare. Ma era un cliente? Sì, era un cliente, è entrato dentro, ha chiesto di vedere appunto una chiave inglese. Ad Agrigento un gruppo di ragazzini, notati da alcuni testimoni in transito, si sono divertiti incoscientemente a lanciare sassi dal viadotto Garibaldi che collega il centro di Agrigento con la strada statale 189. Un autobus di linea è stato colpito in pieno sul parabrezza e grazie alla prontezza di riflessi del conducente non vi sono state conseguenze gravi. Quando sul posto sono subito giunte le forze dell'ordine non vi è stata più traccia dei ragazzini. Indagini in corso ad opera di polizia e carabinieri. 19 persone rinviate a giudizio coinvolte nella cosiddetta inchiesta discount che ha fatto luce su una maxi bancarotta da 50 milioni di euro che vede protagonista l'imprenditore agrigentino Giuseppe Burgio. Secondo l'accusa avrebbero aiutato l'ex re dei supermercati nella maxi bancarotta. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sono 19 le persone rinviate a giudizio relativamente al processo sulla maxi bancarotta del gruppo alimentare Burgio. Secondo l'accusa avrebbero aiutato l'ex re dei supermercati nella maxi bancarotta. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha disposto così il rinvio a giudizio nei confronti di 19 persone, tra dirigenti della banca Unicredit, consiglieri di amministrazione, componenti del collegio sindacale, coinvolte nella inchiesta discount che ha fatto luce su una maxi bancarotta da 50 milioni di euro che ha visto protagonista l'imprenditore agrigentino Giuseppe Burgio. In questo spezzone d'inchiesta ha visto diversi e tortuosi momenti giudiziari. Compaiono chi, secondo l'accusa, avrebbe aiutato in qualche modo l'ex re dei supermercati a distrarre una somma ingente. La prima udienza si celebrerà il prossimo 8 giugno davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara. La posizione di Burgio, che per la bancarotta è stato condannato a 8 anni di carcere, al quale la scorsa settimana sono stati confiscati 8 milioni di euro, è stata stralciata già in precedenza. Diverse le persone rinviate a giudizio, oltre al Calogero Burgio. Ad Agrigento, al centro commerciale Città dei Templi, il 17 luglio del 2018, il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, a pranzo con una collaboratrice, è stato sorpreso da un uomo che, accortosi della presenza del magistrato, avrebbe esclamato: "A chi sto pubblico ministero, l'amo affari satari in aria col tritolo". Il giudice Vella si è rivolto subito ai carabinieri che hanno identificato e denunciato l'uomo. Si tratta di Fabio Bellanca, 40 anni, di Ioppolo Giancaxio, adesso sotto processo per minaccia grave dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, competente perché la parte offesa è un magistrato in servizio ad Agrigento. Ebbene, Fabio Bellanca è stato condannato a 1 anno di reclusione, accogliendo quanto proposto dalla procura nissena.
La Corte d'Appello di Palermo, sezione lavoro con 2 diverse sentenze, ha ribaltato le sentenze con le quali il Tribunale del Lavoro di Agrigento ha reintegrato 2 autisti della Tua SRL licenziati dall'azienda. La vicenda risale al 2017, quando la Tua, ovvero la società che gestisce il servizio di linea urbana nella città di Agrigento, dopo aver incaricato un'agenzia investigativa, ha denunciato una serie di condotte ritenute illecite da parte di alcuni autisti. Dal gennaio 2020 gli stessi lavoratori sono stati indagati dalla Procura della Repubblica per i reati di truffa continuata e in concorso e lo scorso gennaio la Procura ne ha richiesto il rinvio a giudizio. In sede di Tribunale del Lavoro, invece, gli autisti hanno impugnato il licenziamento e sono stati reintegrati. La Corte d'Appello di Palermo ha adesso ritenuto fondati i motivi di reclamo proposti dai difensori della Tua ed ha riformato le prime 2 sentenze del Tribunale del Lavoro di Agrigento, riconfermando il licenziamento. Inaugurata oggi la fermata di Catania Aeroporto Fontanarossa, realizzata da Rete Ferrovie Italiane. L'infrastruttura, costata 5 milioni di euro e realizzata in 2 anni, consentirà di collegare per la prima volta l'aeroporto Etneo Vincenzo Bellini alle linee ferroviarie regionali. Vediamo. È stato più volte detto che quella di oggi è una giornata importante e davvero si afferma finalmente anche in Sicilia orientale il concetto della intermodalità. È una giornata sicuramente importante e credo che sia una conquista di civiltà poter arrivare in aeroporto da tutta la Sicilia in treno, non dovendo più utilizzare necessariamente le autovetture. Ci sarà un servizio, una volta arrivati alla fermata di Fontanarossa, con i pullman messi a disposizione dall'azienda metropolitana dei trasporti, che porterà i passeggeri direttamente all'ingresso dell'aerostazione. Quindi intermodalità, in attesa naturalmente che poi ci sia anche la metropolitana e che quindi il treno possa ricongiungersi accompagnando tutti fino all'ingresso dell'aerostazione soltanto attraverso la metropolitana. Però godiamoci questo primo passaggio che si attendeva da decenni e che quindi è una cosa importante per la quale abbiamo tutti lavorato, ciascuno facendo il proprio pezzo, e oggi insomma è giusto festeggiare. Grazie. Sindaco, finalmente anche a Catania si conferma il concetto di intermodalità, per tanti anni tanto decantato ma quasi mai raggiunto sotto l'Etna. Infatti oggi è un giorno molto importante per la città di Catania, per la città metropolitana di Catania, ritengo di poter dire senza timore di smentita per tutta la Sicilia orientale, perché si va a concretizzare l'intermodalità, la cui mancanza rappresentava l'unica criticità di una infrastruttura aeroportuale di eccezionale valenza per il nostro territorio, e quindi oggi è un giorno molto bello, lo sarà ancora di più nel 2026 quando si andrà a completare la metropolitana di Catania, ma oggi comunque si consuma un passaggio di eccezionale valenza per tutto il territorio della Sicilia orientale. È un impegno che il governo Musumeci aveva assunto con la Sicilia. Si inizia dalla fermata di Fontanarossa per collegare i treni all'aeroporto della Sicilia orientale, ma continueremo con la Giambirieri Fiumefreddo, il cui appalto sarà aggiudicato fra 1 mese e mezzo per 2 miliardi e 350 milioni. Continueremo anche con la Enna Catena Nuova, i cui appalti saranno mandati in pubblicazione già nel gennaio 2022. Settimana prossima firmeremo un decreto di finanziamento dell'ammodernamento della Caltagirone Catania, per cui da Caltagirone si arriverà alla fermata di Fontanarossa in 1 ora e 14 minuti. Se a questo aggiungiamo la fermata Cappuccini di Acireale, se a questo aggiungiamo l'ammodernamento che abbiamo in corso tra Santa Teresa di Riva e Lettoianni, significa, e in più abbiamo ammodernato anche la Catania-Siracusa sino a Targe, l'anno scorso abbiamo inaugurato la stazione di Lentini, significa che sulle infrastrutture c'è sicuramente un sensibile balzo in avanti. Questo treno, cioè quella stazione sarà integrata con gli altri treni della regione, quindi saranno potenziati, ce ne saranno di più in termini anche di orari, cioè sarà più facile raggiungere l'aeroporto, se sì, da quando e quanto? Noi inizieremo con circa 50 treni da e per Fontanarossa,
ma io devo ringraziare il presidente Nello Musumeci e l'intera giunta che per la prima volta dopo 10 anni mi hanno consentito di incrementare il capitolo del servizio commerciale, per cui da quest'anno, quando ripartiranno i voli aerei, noi potremo incrementare sensibilmente il servizio commerciale di Trenitalia. Più infrastrutture, moderne infrastrutture, più treni e più chilometri treni. Quanti treni, quanta frequenza? Guardi, abbiamo messo oltre 2 milioni di euro in più sul servizio commerciale. A seconda della frequenza che ci sarà dei viaggiatori per via cielo, noi metteremo in campo nuovi treni. Consideri che abbiamo già acquistato 12 treni, ne arriveranno altri 12 treni POP, ma entro questo anno 2021, massimo gennaio 2022, arriveranno i treni bimodali e addirittura noi speriamo nei treni trimodali, cioè a diesel, a elettrici e anche con batteria elettrica, per creare infatti il servizio di metropolitana di superficie. Ecco, Assessore Falcone, sicuramente oggi una bellissima giornata per questa nuova fermata dall'autostrada all'aeroporto, però anche ieri un brutto incidente sulla Catania-Palermo. Sono veramente in tanti a lamentarsi di una strada tra Catania e Palermo davvero in grandissime difficoltà, con svincoli, problematiche. Noi abbiamo chiesto ad ANAS, ma anche a tutti coloro che gestiscono le autostrade, compreso il Consorzio Autostrade Siciliane, maggiore attenzione, maggiore performance. Non a caso, se qualche volta alziamo la voce, non vuole essere un richiamo o un rimprovero, ma vuole essere un semplice sprone per la Sicilia. Doveva esserci della frutta, invece i finanzieri su quel camion hanno trovato 35 kg di marijuana. I dettagli nel servizio. Maxi sequestro di droga a Messina. I finanzieri del comando provinciale hanno individuato circa 35 kg di marijuana abilmente occultati all'interno di un autocarro che, come da documentazione di accompagnamento, risultava trasportare generi ortofrutticoli destinati alla Sicilia orientale. Il sequestro è stato eseguito nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui mezzi in transito sullo stretto provenienti da Villa San Giovanni e con luogo di arrivo il porto di Tremestieri, porta di accesso alla Sicilia per i traffici commerciali su gomma. Gli specialisti del gruppo della Guardia di Finanza di Messina hanno fermato il tir durante un posto di controllo e, insospettiti dall'inquieto atteggiamento dell'autotrasportatore e del suo complice, effettuavano una perquisizione del mezzo e dell'annesso rimorchio, avvalendosi dell'ausilio del cane antidroga Dandy appartenente alla sezione cinofili del medesimo reparto peloritano. L'ispezione del mezzo quindi confermava le iniziali intuizioni dei finanzieri, i quali, proprio seguendo il fiuto del cane antidroga, rivenivano all'interno di un vano portabancale 8 confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale di circa 35 kg. Lo stupefacente rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro, già convalidato dalla Procura della Repubblica di Messina, e posto a disposizione della medesima autorità giudiziaria per i conseguenti accertamenti tecnici. La droga, pronta per essere immessa nel fiorente mercato siciliano, avrebbe potuto fruttare alla vendita al dettaglio illeciti guadagni per circa 350.000 euro. L'autotrasportatore, un 46enne e il complice di 47 anni, entrambi di origini catanesi, venivano quindi tratti in arresto in flagranza di reato per il traffico illecito di sostanze stupefacenti, venendo tradotti presso la casa circondariale di Gazzi a Messina. All'esito del controllo sono stati sequestrati altresì 2.000 euro in contanti e telefoni cellulari. Anche in questo caso è risultato determinante il fiuto investigativo delle Fiamme Gialle a 4 zampe, ormai insostituibile ausilio al contrasto ai traffici di stupefacente sullo stretto di Messina. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Buon weekend, a presto.